Cosa significa studiare i gorilla e vivere con loro? Ma soprattutto, cosa bisogna fare per cercare di salvaguardarli dall'estinzione? Queste le principali tematiche affrontate nell'incontro di domenica 27 dicembre a Pieve di Cadore dalla dottoressa Veronica Vecellio, la studiosa italiana, unica nostra connazionale, che ha deciso di seguire le orme di Dian Fossey e che da diversi anni lavora in qualità di manager del Gorilla Program al Dian Fossey Gorilla Fund International, l'organizzazione che si occupa dello studio, della conservazione e protezione dei gorilla e dei loro habitat in Ruanda, nel parco dei vulcani Virunga. Il numeroso pubblico presente alla sala della magnifica comunità di Cadore ha potuto conoscere, attraverso le parole di Veronica Vecellio, di cosa si occupa la fondazione, nata nel 1978, inizialmente come Digit Fund, per iniziativa della zoologa statunitense Dian Fossey. Ho scelto come facoltà Scienze Naturali che ho studiato a Roma, avendo sempre in testa di poter fare una cosa simile a quella fatta da Dian Fossey nel futuro. Quando ero all'università poi ho partecipato a programmi di volontariato in Africa e poi mi sono laureata e poi mi sono specializzata con studi sui gorilla di pianura effettuati in Repubblica Centroafricana ma anche in Gabon e in Repubblica Democratica del Congo, e poi erano tutti progetti di studio per cui finanziati con assegni di ricerca, e io ero assistente nel campo di ricercatori alle varie università. E poi ho fatto proprio domanda nel 2005 per entrare al Karisoke Research Center, seguendo proprio il mio sogno originale di seguire i passi di Dian Fossey. Non mi sarei mai aspettata di essere presa e poi di essere promossa come il manager del suo programma, e è stato un po' una sorpresa per me, ma dopo che mi è successo 10 anni fa non ho più voluto cambiare lavoro. La tutela passa per la conoscenza e la ricerca, ed infatti la dottoressa Vecellio ha mostrato come si convive e si interagisce con i gorilla, elementi fondamentali per preservare la salute e l'esistenza. I gorilla sono attualmente in crescita a livello numerico grazie ad azioni di informazione e soprattutto alle azioni anti-bracconaggio che i membri della Dian Fossey Gorilla Fund International mettono in atto, ma i dati non permettono ancora di considerare conclusa l'opera di salvaguardia. Proprio per questo, il Lions Club di Pieve di Cadore, organizzatore dell'evento, che ha avuto il patrocinio della magnifica comunità Cadore e dell'Associazione Veronesi nel Mondo e la collaborazione di bellunoradici.net e della famiglia ex emigranti del Cadore, ha voluto offrire alla fondazione il proprio sostegno attraverso un contributo economico consegnato alla dottoressa Vecellio, rientrata nei luoghi delle sue origini per le feste natalizie e che farà presto ritorno in Africa. Nei miei programmi futuri, fino a che ho le forze, starò lì, e le energie di dare comunque un contributo per la protezione dei gorilla, che ormai non è più tanto sul campo come era i primi anni, 5-6 anni in cui stavo sempre tra i gorilla. Adesso mi occupo proprio di ispirare la nuova generazione di conservazionisti o scienziati ruandesi e di insegnargli il mestiere, per cui cerco di trasmettere quella passione per i gorilla che a me mi ha portato a trasferirmi dal mio paese natale a un paese lontano, per salvaguardare proprio un tesoro naturale che è di loro proprietà.